Buonasera e bentornati a Missione Mondo. Auguri di buon Natale a tutti voi. In questa puntata natalizia andiamo ad ascoltare, come da tradizione, le telefoniche realizzate durante il pomeriggio della diretta di Natale, il Natale con noi. È stata l'occasione quest'anno per ascoltare le voci di alcuni missionari impegnati nei paesi del Terzo Mondo, in particolar modo padre Mauro Armanino, missionario della SMA in Niger, Don Gracien Nuire, impegnato in Burundi, e poi padre Beniamino Gusmeroli, un sacerdote italiano della famiglia dei Betarramiti in Repubblica Centroafricana, Don Claudio Arata, sacerdote fidei donum della nostra diocesi nella missione di Cuba, e infine la famiglia Roccati in Perù. Per molti di loro si tratta di missioni ormai avviate nel tempo, per altri invece di novità. Le andremo ad ascoltare ancora nel corso di questa puntata che è dedicata alle missioni. Iniziamo allora da padre Mauro Armanino, che ci ha risposto dalla capitale del Niger, da Niamey, dove c'è una situazione ancora molto delicata, molto difficile. Come sapete, il Niger è uno dei paesi dell'Africa legati alla questione dell'immigrazione, con una presenza militare importante. Allora, in Niger quest'anno c'è stata la vicenda drammatica del rapimento di padre Pier Giorgio Maccalli, un confratello di padre Mauro. Di lui non si hanno ancora notizie, così come di altre persone che sono state rapite probabilmente dal gruppo di Boko Haram, una cinquantina di persone di cui non si ha più notizia. Dicevamo, si tratta di nigerini, soprattutto in gran parte, persone semplici che però sono sparite. Allora abbiamo chiesto a padre Mauro come sta vivendo il Niger questa situazione così difficile, quali sono gli auspici per il 2019, ma anche come la comunità si è preparata per il Natale. Lo ascoltiamo, poi ci ritroviamo in studio. Padre Mauro, qual è la situazione attuale in Niger? Come è stato questo 2018 soprattutto, che ha visto la brutta notizia anche del rapimento di padre Maccalli, e come state vivendo dunque questo periodo di Natale? Viviamo il periodo di Natale come l'hanno vissuto all'epoca del Natale originario, e cioè sotto una dominazione. La dominazione non è quella romana, ma è quella dell'impero comunque, che si manifesta in vari modi. C'è l'impero economico, l'impero ideologico e anche l'impero del male, che in parte si rivela anche, ma non solo, attraverso i rapimenti. Tu facevi allusione a quello che ci riguarda più da vicino, evidentemente, quello di Pierluigi, nostro compagno di viaggio, ma non dimentichiamo che ci sono almeno 54 persone nigerine che sono state rapite e di cui praticamente nessuno parla, perché non si tratta che di poveri contadini e in buona parte ragazze di meno di 20 anni che sono state portate via presumibilmente da membri di Boko Haram, e poi queste realtà ancora fragili ai confini con l'Algeria, con la Libia, fragilizzate per tutto il discorso di repressione alle migrazioni che ci tocca anche da vicino, e mettiamo e condiamo il tutto con le presenze militari e ogni tanto i Rafale che ci passano sulla testa, per quello che dicevo, che la nostra realtà natalizia si avvicina alquanto a quella originaria. Si avvicina il 2019, che cosa vedi per il prossimo anno? Qual è il tuo auspicio e soprattutto se c'è una via d'uscita da questa situazione così complicata? Vedi, io penso che dovremmo avere anzitutto una buona lucidità, rimparare a sguardare il mondo, ma dal sud, e cioè da quelli che sono considerati i perdenti. Io penso che qui abbiamo un osservatorio privilegiato in questo. Secondo, da ogni parte, quella che chiamiamo la paresia, e cioè questo coraggio di dire la verità. E il coraggio di dire la verità anche pagandone le conseguenze. E penso che all'interno di questi due elementi ci sia quello che Pierluigi, vorrei concludere con lui, visto che abbiamo iniziato anche con lui, nel 2017, il Natale scorso,
che lui diceva che la vita è in qualche modo un incontro profondo, lui diceva in francese un enlace, un qualcosa che unisce tra gioie e dolori, e lui portava come esempio la gioia dei pastori e il grido di sofferenza delle donne delle madri a cui hanno ucciso i figli, diciamo i santi innocenti. In qualche modo dice, questo è proprio l'esempio della vita, che in fondo è una mescolanza di gioie e di dolori, e però è condivisa da questo Dio che si fa sabbia in mezzo a noi, e quindi l'ultima parola non è il dolore ma è la speranza. Dall'Africa ai Caraibi ci spostiamo a Cuba, dove prosegue la missione interdiocesana Ligure, in particolar modo portata avanti in questo periodo da 2 sacerdoti. Don Claudio Arata, il giovane sacerdote della nostra diocesi, che è impegnato nella zona di Santo Domingo, nella grande diocesi di Santa Clara, da poco più di un anno. Insieme a lui Don Pietro Pigollo della diocesi di Genova. Abbiamo chiamato Claudio per capire come le comunità cattoliche a lui affidate si sono preparate al Natale, per capire anche quali sono i cambiamenti in atto nell'isola. Quest'anno, il 2018, a livello politico è stato un anno importante e particolare. C'è stata infatti l'elezione di Díaz-Canel, che è il nuovo presidente della Repubblica di Cuba. Andiamo ad ascoltare Don Claudio e poi ci ritroviamo in studio. Caro Claudio, ti chiedo subito che anno è stato il 2018 per Cuba e per la missione interdiocesana Ligure. Soprattutto la prima parte dell'anno, già a gennaio di quest'anno, che sta terminando, è iniziato con un cambio perché Don Michele, il prete di Savona, dopo quasi 8 anni di permanenza a Cuba, di servizio nella nostra missione, soprattutto a Santo Domingo, nella comunità di Santo Domingo, è ritornato in diocesi ed è diventato parroco a Santo Domingo Don Piero, che prima era parroco nella parrocchia di Esperanza, vicino a Santo Domingo. Nella parrocchia di Esperanza è arrivato un prete cubano, giovane, anche a livello generale, a livello politico di Cuba. Lo scorso marzo-aprile, dopo Pasqua, la scorsa primavera, c'è stato un grosso cambio, perché dopo tanti anni non è più una persona, un Castro, una persona della famiglia Castro, a guidare il paese come presidente della Repubblica. È stato scelto una nuova persona, il nuovo presidente di Cuba, che si chiama Miguel Díaz-Canel, che è anche una persona che proprio proviene dalla nostra provincia centrale, dove abbiamo la missione, proviene dalla provincia di Villa Clara. Per te si conclude un anno intero, un anno e poco più, quindi ti vorrei chiedere anche un bilancio della tua attività, come è andata e quali progetti anche sei riuscito a seguire. Sono molto contento perché sento che sicuramente un'esperienza dove una persona che viene da fuori da tanto in termini anche di energia, di forza, condivide tanto, però è vero che si riceve molto da una società diversa, da persone diverse, e si riceve molto dalle persone che si incontrano giorno dopo giorno. Si riceve molto anche appunto per la propria fede personale, per il proprio rapporto col Signore, per il modo di vivere la comunità cristiana dentro la Chiesa. Sicuramente ricevo e mi viene restituita una fede molto più semplice, un desiderio sempre, ogni giorno di ricominciare, di ascoltare il Vangelo sempre con freschezza, con voglia, con desiderio, con tanti problemi poi che ci sono della vita quotidiana, che riguardano i trasporti, che riguardano il cibo che a volte si trova, a volte non si trova, riguardano proprio tanti problemi della vita quotidiana, però con la forza di voler andare avanti e insieme, con amicizia, con solidarietà, di aiutarsi. In questo tempo non va di moda parlare di incontro con l'altro, di incontro con lo straniero, di aprirsi, però credo che davvero, se uno si chiude,
rischia poi di perdere tanto nella sua vita e quasi di star male. Più uno si apre, più uno incontra l'altro, anche con le difficoltà appunto di mentalità, di provenienze diverse, di culture diverse, però trova veramente una ricchezza per noi cristiani, a livello sia umano, a livello proprio anche spirituale e di fede. Infine ti chiederei come vi siete preparati al Natale, anche con le comunità che ti sono affidate, quali momenti avete seguito anche di riflessione. Sì, anche noi ci siamo preparati con le comunità, sempre in ascolto del Vangelo delle domeniche di Avvento. Nelle comunità abbiamo avuto momenti di preghiera, di adorazione, momenti anche a livello vicariale, di ascolto della parola e della possibilità per le persone di ricevere il sacramento della confessione, della riconciliazione col Signore. Anche con i giovani, con gli adolescenti, con i giovani ci siamo preparati. Ancora sabato scorso abbiamo avuto un momento più tranquillo di festa con gli adolescenti e con i giovani, qua nella parrocchia di Manacas, ma anche a Santo Domingo. Un caro saluto ancora a tutti, un buon Natale, a presto, un buon inizio di anno nuovo, a presto. Io tornerò un periodo in Italia di vacanza, di visita agli amici, alla famiglia a gennaio, per poi ritornare a Cuba i primi di febbraio. Ancora un saluto e buon Natale. Ritorniamo in Africa, andiamo in Repubblica Centroafricana. Tutti gli anni ci colleghiamo con questo paese che è molto legato alla nostra emittente, come sapete, perché il nostro direttore negli anni 90 ha avviato una radio, si chiama Radio Siriri, ed è accesa nella zona di Bouar, che si trova a 400 km nel nord-ovest del paese. Quest'anno parliamo con un missionario della famiglia Betarramita, si chiama padre Beniamino Gusmeroli, e che da pochi mesi ha cambiato lavoro, potremmo dire, perché è passato da una zona di campagna, appunto quella di Bouar. Lui era parroco nella parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in piena città, quindi a stretto contatto con le persone. Adesso si è spostato a Bangui, che è la capitale del paese, in un quartiere che si chiama Bimbo, un quartiere veramente molto grande, ed è cambiata quindi anche la prospettiva, il tipo di lavoro da fare. E quindi lo abbiamo contattato per intanto capire qual è anche la situazione del paese. È stato un 2018 ancora una volta molto difficile, molto complicato, lo sentirete dalle sue parole. La Repubblica Centrafricana è un paese ancora senza pace, ancora senza sbocco. Ancora poche settimane fa c'è stato un attentato, un massacro violento nella zona di Alindao, sempre in Repubblica Centroafricana, e quindi cercheremo di capire qual è la situazione dei gruppi ribelli che purtroppo hanno ancora il potere su gran parte del paese, ma anche come i cristiani stanno vivendo questo Natale. Allora ascoltiamo padre Beniamino Gusmeroli. Qual è la situazione attuale in Repubblica Centrafricana? Quali scenari si possono aprire per il 2019? La Repubblica Centrafricana è ancora un paese senza pace. Il 65% del territorio del paese è ancora in mano ai gruppi armati ribelli. I momenti più difficili vissuti nel 2018 proprio sono stati 3 grossi attentati che sono crimine contro l'umanità in 3 campi di rifugiati a Ipi, Alindao e Batangafo nel centro-est. La situazione più critica e che più da pensare è il fatto che proprio in queste località sono dislocati dei gruppi, dei campi militari dell'ONU con prima missione quello della protezione della popolazione, cosa che non è avvenuto. Su questo ci si domanda veramente allora qual è le vere intenzioni della MINUSCA, l'ONU, qui nella Repubblica Centrafricana. C'è addirittura una inchiesta che è stata lanciata sia dal cardinale di Bangui sia dalla nunziatura di fare verità su queste 3 situazioni che sono veramente incomprensibili e inaccettabili. Quindi, come si vede, la pace è ancora lontana. La famiglia Betarramita ha aperto un nuovo progetto proprio a Bangui, nella capitale.
e ti vede protagonista, possiamo dire, di questo cambiamento, quindi dalla parrocchia di Nostra Signora di Fatima in centro a Buar, in centro a Bangui. Allora, ci vuoi parlare di questo progetto e di che cosa c'è bisogno in questo momento? L'obiettivo principale si può riassumere in due aspetti. Primo, creare una parrocchia. Secondo, raccogliere e raggruppare dei giovani universitari che sono in cerca della loro vita, della loro vocazione e aiutarli in questa ricerca. A livello di strutture non c'è ancora nulla, si può dire, dovremmo ancora cercare il terreno per costruire la chiesa, delle sale per incontri, insomma le strutture parrocchiali. L'aspetto meraviglioso è che le persone ci hanno accolto con gioia. Ci aspettavano, si può dire, anche perché la strada per arrivare alla parrocchia è piuttosto lunga, 2-3 chilometri e più. Questo ci dà l'idea della dimensione di questo quartiere. E ci stiamo organizzando e esistono per il momento 2 cappelle nei vari quartieri in cui facciamo il servizio liturgico e le varie attività della parrocchia. Come vi siete preparati per festeggiare il Natale e anche la popolazione centroafricana, nonostante le difficoltà, come si è preparata a festeggiare questo appuntamento? C'è una grande aria di festa semplice. Nelle nostre 2 cappelle che abbiamo nel nostro quartiere qui, gran parte dei nostri cristiani si stanno muovendo, si stanno preparando per preparare la messa della notte di Natale, del giorno di Natale, con battesimi di bambini e addobbando la cappella, allargando, mettendo dei tendoni e delle luci fuori, perché si sa che a mezzanotte a Natale ci sarà più persone di quelle che la cappella può contenere. Se la cappella può contenere grosso modo 200 persone, dovremmo preparare posti per circa 300-400 persone. Interessante anche il fatto che a livello di consiglio di cappella si stanno facendo delle raccolte per aiutare i poveri della parrocchia in termini di beni naturali, vestiti, cose da mangiare e anche soldi che poi verranno distribuiti come regalo di Natale. Il nostro focus sulle missioni ci porta adesso in Sud America. Da un mese la famiglia Roccati, Danilo e Giulia, con i loro 3 figli, sono partiti per la missione di Lucma, che si trova appunto in Perù, con l'operazione Mato Grosso. L'obiettivo è quello di guidare una scuola di falegnameria e di portare avanti così un progetto a stretto contatto con le persone di Lucma, un paesino piccolo sulle Ande. La famiglia è partita, questo desiderio insomma, di fare missione, è davvero un desiderio coraggioso, perché c'è tutta la famiglia impegnata, 3 figli anche piccoli, quindi è interessante sentire da loro come sta andando avanti questa attività missionaria e sicuramente questo grande cambiamento per la loro vita. Li ascoltiamo. Ora siete a Lucma da circa un mese, come sta andando? Sta andando bene, sì, siamo arrivati dopo aver fatto un giro nel nord del Perù a vedere altre scuole per prendere un po' ispirazione, capire un po' quali sono i problemi, le cose da fare eccetera. Adesso siamo arrivati da una ventina di giorni, stiamo bene, ci stiamo ambientando sia noi che i bambini, però il posto è molto bello, ci sono altri bambini sia peruani che di famiglie italiane che vivono qua, quindi i bambini si trovano molto bene e il posto è bello, la casa è un po' da mettere a posto, però diciamo che è molto bella, accogliente così e niente, ci stiamo preparando ai lavori da fare dei prossimi mesi. Ecco, vi trovate a Lucma, ci puoi descrivere questo villaggio, ecco, dove vi trovate? No, Lucma è un paesino che è 2800 metri e adesso in questo periodo sta iniziando la stagione delle piogge, quindi piove abbastanza spesso, è una pioggerellina leggera però continua che specialmente di giorno, di notte va avanti sempre, quasi tutte le notti.
Però il paesaggio qua è molto verde perché appunto essendo che piove tanto è molto verde, insomma, anche se siamo quasi a 3.000 metri c'è molta vegetazione, alberi così. E niente, il paese è piccolino, c'è un fiume che passa in mezzo, la gente vive sempre diciamo, del lavoro che dà la terra, più di alcune diciamo, piccoli negozi che hanno, vendono qualcosina in paese. E niente, è un paesino molto semplice, le case sono fatte ancora così con i mattoni di fango e paglia, così, e niente, questo è più o meno l'ambiente. Diciamo che fa caldo adesso qua, anche se piove però fa molto caldo, se c'è il sole si sta in maniche corte tranquillamente. Ecco, puoi ricordare qual è il progetto che vi vede impegnati a Lucma per i prossimi anni? Sì, noi siamo venuti qua per 2 anni per aprire una scuola di falegnameria che era stata chiusa un po' di anni fa e diciamo che la struttura c'è, però bisogna rimetterla in piedi, quindi riattrezzarla e riorganizzarla, quindi sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista logistico. C'è da invitare i ragazzi a una scuola di falegnameria dove i ragazzi, essendo che vengono da posti molto lontani della stessa valle, vivranno con noi e quindi bisogna accoglierli, quindi renderlo un posto accogliente, abitabile, bello, pulito, ordinato, insomma. I ragazzi vivranno con noi da lunedì al venerdì, al sabato, poi il sabato e la domenica vanno a casa, ritornano a casa, poi il lunedì rientrano. Ed è una scuola di falegnameria, quindi ci sono le ore di teoria e ci sono le ore di pratica che sono più o meno la metà, e poi appunto questi ragazzi quando finiranno di fare questa scuola, quando se vorranno, avranno la possibilità di venire a lavorare nella cooperativa che c'è invece nella missione appena sopra la nostra di Lucma, che è una missione che già da tanti anni che c'è, dove i lavori vanno avanti già da parecchi anni appunto con il lavoro dei mobili, con la cooperativa eccetera, che poi si vendono in Italia e anche qua a Cusco in molti posti si stanno vendendo adesso. Quali sono le caratteristiche della gente di Lucma? Come vi trovate con loro? Loro come si stanno preparando al Natale? Loro si preparano a Natale in maniera molto diversa dalla nostra, diciamo che si vedono molte meno luci in giro, ci sono molto diverso da noi, infatti diciamo che in questi giorni non ci sembra neanche Natale, però per certi versi invece lo si sente di più dal punto di vista più religioso, così, perché la gente è ancora molto diciamo attaccata, ancora una fede molto semplice così. E adesso per esempio stasera ci sono delle attuazioni, cioè ci sono delle piccole attuazioni in chiesa che faremo per la Noce Buena, si chiama qua, cioè sarebbe per la notte di Natale appunto, dove si faranno appunto vedere la nascita di Gesù Bambino come fosse un piccolo presepe vivente, tra virgolette, fatto in chiesa così. Poi domani ci sono le messe e diciamo che siamo preparati al Natale più che altro con i bambini del teloratorio che vengono qua la domenica, gli si sono regalati panettoni, viveri così. Abbiamo fatto una giornata per gli anziani, appunto per le persone più anziane, le abbiamo fatto una messa nella loro lingua, nel quechua, che è il loro dialetto, e poi abbiamo fatto dei giochi così, e poi abbiamo regalato anche a loro un po' di viveri, un panettone, così. Questo è quello che stiamo facendo. Concludiamo ancora con l'Africa, scendiamo di un pochino, dopo il Niger, la Repubblica Centrafricana, andiamo in Burundi, dove incontriamo un sacerdote che conosciamo molto bene, Don Graciane Nyoire, che per tanti anni è stato sacerdote nella nostra diocesi. Ebbene, da più di un anno adesso in Burundi sta portando avanti tanti progetti, è docente anche in una scuola, viceconomo della diocesi. In particolar modo gli abbiamo chiesto come è proseguito il progetto del trattore che, come ricorderete, ha acquistato grazie alla generosità di tante persone della nostra diocesi e non solo, e viene utilizzato in Burundi, ma non c'è solamente quel progetto. Allora abbiamo chiesto a lui qual è la situazione in questo momento. Ascoltiamo le sue parole. Qual è la situazione dei progetti che volevi avviare in Burundi, nella tua zona, anche quello che riguardava l'utilizzo del trattore e la possibilità di coltivare i campi? Ci puoi fare il punto, il quadro di questa situazione? La situazione dei progetti sta andando, non dico tanto velocemente o a un ritmo davvero sostenuto, ma piano piano.
una cosa è interessante, una cosa comunque mi fa piacere raccontare, è che rispetto al primo anno che dovevo chiedere il terreno, che non sapevo da dove iniziare e cosa presentare e cosa fare, adesso ho trovato delle persone che mi danno delle indicazioni, almeno ho presentato tutti i documenti. Pensavo che già verso agosto di quest'anno mi avessero dato il permesso di cominciare il progetto proprio, invece mi hanno detto di aspettare qualche mesetto, che devono ancora riunirsi il ministero che si occupa dei terreni per poter decidere e concedermi questo terreno. Per cui ho qualche speranza di poter, penso marzo o anche prima, iniziare a fare il progetto come l'avevo sognato, quello di coltivare. Invece per quanto riguarda il trattore, in questo periodo, ecco, come l'anno scorso l'avevo dato a una fattoria della diocesi, e quest'anno è rimasto sempre in questa fattoria, ma c'è un direttore che si occupa nel Ministero dell'Agricoltura che mi ha chiesto di poter utilizzare questo trattore in un centro di ricerca dove hanno tantissimi campi, coltivando tante cose per sperimentare alcuni semi. La comunità cristiana che ti è affidata, come si è preparata al Natale di quest'anno? Quali sono le iniziative che avete portato avanti? A livello diocesano abbiamo concluso dal punto di vista pastorale il tema triennale sulla gioventù come pilastro fondamentale, essenziale per la pace, la vita cristiana, le comunità cristiane e per anche il progresso, lo sviluppo. Il problema che noto sempre nei nostri, forse in Burundi, per non dire in tanti paesi dell'Africa, è che viene meno sempre il senso della responsabilità, il senso del dovere, anche cristianamente parlando. Per cui lavorare su questo per me è stata un'occasione propizia per dire: ragazzi, ora è il tempo di svegliarci. Il Natale come un prepararci al Natale come il tempo di svegliarci da questo sonno che ci immerge nell'irresponsabilità, nella mancanza di questa consapevolezza verso il dovere, anche il dovere civile, anche il dovere cristiano. Il dovere nel senso positivo non è una cosa che ci impongono, però quando uno matura la sua consapevolezza, la sua identità di quello che è, nasce anche questo senso del dovere, di quello che deve fare per il bene di tutti. E allora in questo tempo di avvento abbiamo lavorato tantissimo su questo con i ragazzi. Il tempo di svegliarci da questo nostro sonno che ci toglie la consapevolezza della responsabilità. Quali sono anche le necessità della popolazione che tu segui, quindi come dire, i desideri di questo Natale, gli auspici anche per il 2019? Se parliamo di necessità, subentrano subito le necessità di come vivere, di come guadagnarsi la vita. Uno potrebbe dire che non è una necessità, ecco, però comunque fa parte del nostro sogno. Sognare a come vivere migliorando la nostra vita, migliorando la nostra situazione. Ecco, una cosa che ho notato è che comunque il Natale da noi viene vissuto soprattutto attraverso davvero delle belle celebrazioni. Ecco, ci stiamo preparando proprio per vivere dei momenti belli, liturgicamente parlando, dei momenti significativi, dei momenti che ci lasciano delle bellissime emozioni di gioia, di bellezza. Il Natale è anche questo. Io penso che al di là di questo è un augurio davvero che porto per la mia popolazione, siccome per me il Natale è anche il tempo in cui l'impossibile diventa possibile, in cui forse l'inaspettato, forse l'inatteso diventa una realtà, il Natale come un momento in cui anche
l'incredibile diventa credibile, allora vorrei che per la mia popolazione quello che potrebbe essere l'impossibile per quanto riguarda fare un passo in avanti per migliorarci la vita, per migliorare il nostro vivere, diventasse davvero possibile. Quello che può sembrare anche oggi incredibile, cioè che non possiamo farcela, diventi credibile che ce la possiamo fare. Questo è il mio augurio che porto tantissimo per la mia popolazione. Bene, siamo giunti in conclusione. Grazie a queste telefoniche abbiamo potuto riascoltare la voce, potremmo dire, di tanti amici, sicuramente di tante persone che ogni giorno danno la loro vita per gli altri e lavorano nonostante immense difficoltà. Con Missione Mondo ci ritroviamo la prossima settimana, grazie per averci seguito, l'augurio anche di un buon 2019 a tutti voi. Arrivederci.